Canto 220. Il tuo popolo in cammino in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo.
speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col corpo. Noi, oh Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, interceda per noi e ci riconcilia con il Padre. Al Padre chiediamo nella sua misericordia che ci conceda quello che ciascuno di noi ha bisogno. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, i nostri peccati ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua vita, e santa, la virtù del peccato, godano città eterna per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna per colui dei. Dal libro della Genesi. In quei giorni Israele levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione della notte: Giacobbe, Giacobbe. Rispose: eccomi. Riprese: io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Bersabea e i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i suoi discendenti. Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe, perché questi desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele suo padre in Gosen. Appena se lo vide davanti,
Gli si gettò al collo e pianse a lui, stretto al suo collo. E le disse a Giuseppe: posso anche morire questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La salvezza del Signore. La salvezza del Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi passerai. Certo, Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità non è sventura, e sia La salvezza dei giusti viene. sta lontano dal male e fai il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, con voi. Secondo Matteo. Il gesto bello con i lupi, siate dunque prudenti, semplici colombe, guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, sarete condotti davanti e re per causa a loro e ai pagani. Quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti siete voi a parlare, è lo Spirito del Padre che parla in voi. I figli si alzeranno, genitori diranno, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Chi avrà fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. È parola del Signore. Miei fratelli, sorelle, abbiamo ascoltato l'ultima parte missionario di Gesù, secondo la versione di Matteo. Questa ultima parte comporta la visione che i discepoli di Gesù
dovranno sopportare. Gesù li avverte prima, indicando loro le difficoltà che incontreranno e le persecuzioni che saranno chiamati a soffrire. Per Gesù la persecuzione del mondo non è qualcosa di occasionale, per Gesù è un fatto normale che ha contrassegnato tutta la sua vita pubblica e che accompagnerà sempre anche la vita della Chiesa. Ha seguitato me, però anche voi, lo ha detto chiaramente Gesù. Gesù insegna ai suoi come affrontare questi pericoli. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non si tratta di una consegna spregiudicata in mano al nemico, no. Gesù ha reso forti i suoi discepoli, li ha ben preparati spiritualmente, ha dato loro i suoi poteri e ora li manda in suo nome. E aggiunge loro anche un consiglio importante: siate prudenti come i serpenti, semplici come le colombe. Abbiate cioè in voi la prudenza di chi sceglie sempre il buon cammino e la semplicità del cuore di chi cerca unicamente la verità in ogni cosa. Perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. In quei momenti difficili non sarete ancora i suoi discepoli del suo aiuto e della sua presenza, ma non solo, anche il Padre guarderà a loro con affetto. Lui vi manderà lo Spirito Santo che parlerà per voi e vi proteggerà contro tutti i nemici. Così i discepoli di Gesù saranno chiamati a dar ragione della fedeltà al loro Maestro, e chi persevererà fino alla fine, salvato. Vivere come discepoli di Gesù non è mai stato facile per nessuno. Tuttavia soffrire e testimoniare Gesù nella sua Chiesa è un dono che Dio riserva ai suoi prediletti. Se accettiamo di perseverare con Gesù nella prova, con Lui siamo associati a quanti saranno stati fedeli fino a... E anche noi siamo chiamati a vivere questa fedeltà. Alla debolezza e alla fragilità della nostra fede viene in soccorso la potenza del Padre. Per questo lo preghiamo con fiducia. Sostieni la nostra fede, o Signore. Sostieni la nostra fede, o Signore.
per la fede perseverante delle comunità che soffrono persecuzioni. Concedi, o Padre, alla Chiesa di confidare nella di Gesù, che compie sempre quello che promette. Sostieni la nostra fede, Signore. Per la fortezza dei martiri, dona, o Padre, a tutti i battezzati di confidare nel conforto dello Spirito Santo, che rende trasparente e salda la loro testimonianza. Preghiamo. Sostieni la nostra fede, Signore. Per la sofferenza silenziosa dei poveri e degli oppressi, disarma, o Padre, il cuore dei violenti e dei persecutori. Preghiamo. Sostieni la nostra fede, Signore. Per la fede di Israele e dei suoi padri, estendi, o Padre, la tua benedizione a tutti i popoli della terra. Preghiamo. Sostieni la nostra fede, Signore. Per la fede e l'amore del tuo servo, la cui Pasqua apriamo il Padre della vita. Padre, nella tua misericordia hai mandato il Figlio nel mondo per assumere la debolezza nella carne e farla risorgere a vita nuova. Ascolta la preghiera del tuo popolo e rendi perseverante il suo cammino verso la luce del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei risultato, frutto della tua l'oppresa e diventi per noi vita e benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presenti per le banda di salvezza. Perfini accogli Gesù, Signore, che siamo il nostro sacrificio, onnipotente. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dai tuoi mani il sacrificio. Manifestiamo il tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini al cielo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in i cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre. Nella tua bontà hai creato l'uomo, quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano,
le potenze di venerano con tremore. A te inneggiano i cieli e i serafini, uniti in eterna speranza. A loro riconosci nell'inno. Santo, Santo, Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna benedetto che viene del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, mortifica lo spirito corpo e cuore nostro Gesù. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Molto preso, ti rese grazie, lo diede e di prendere tutti. Questo è il mio per la nuova per i signori. È mistero della fede. Il pane della vita, della salvezza, per risare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi, le religiosi e tutto il popolo santo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Camillo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, Dio nell'unità dello Spirito Santo,
odi, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Salvatore, Gesù che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. All'anello. Corpo il sangue di Cristo. Passo numero 294.
O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Sia con Dio, Figlio e Spirito Santo. Avesse finito, diamo in pace. Buona giornata. 471. D'origine non è di sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, tu le sei Maria d'origine non è in te. Tu avvocata dei peccatori, madre di misericordia, tutta bella sei Maria, e Maria
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre, che hai promesso di essere presente in chi si lascia amare da te e ti riama nel prossimo, rendici tua stabile dimora, per ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Dal libro della Genesi. In quei giorni Israele levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. E nella notte, Giacobbe, Giacobbe, rispose, eccomi, riprese, io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Bersabea e i figli di Israele fecero il loro padre Giacobbe i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Prese tutti i beni che aveva nella terra di Canaan e in Egitto. Giacobbe e colui con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i suoi discendenti. Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe, perché questi desse istruzioni in Gosen, prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele, suo padre, in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe, posso anche morire questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo. Parola di Dio. La salvezza confida nel Signore e fa il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. I 6 giorni di verità durerà, non si vergogna della sventura, e nei giorni di carestia saranno saziati. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fai il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dal braccio e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore con voi. Secondo Matteo. Gli apostoli, guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Quando vi consegneranno non preoccupatevi di difendervi, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Allora non siete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ai genitori e diranno. Chi persevererà sino alla fine sarà salvo. Perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Vi mando come pecore in mezzo a lupi. Gesù cerca di prevenire eventuale scoraggiamento dei discepoli e degli apostoli, mettendo in chiaro cosa li aspetta. Ma anche è la lotta dell'amore contro il potere. Non che l'amore dia battaglia, che l'amore non è violento, ma il potere sì. Non accetta dissensi, non accetta novità, non accetta persone che pensano e farà di tutto per eliminare chi si oppone, o almeno chi resiste al potere. I vermi maledetti sono tre: prendere, salire e comandare. Quelli del regno di Dio qua giù sono dare, servire. Ma il potere non accetterà mai di essere contestato, anche da solo l'esempio. E allora quello che ha descritto Gesù, già nelle famiglie, Gesù è segno di contraddizione. Pensiamo ai primi cristiani, sempre in nome di qualche ideologia o del proprio punto di vista,
c'è chi profana anche gli affetti più cari. Allora ecco, non che ci sia padre contro padre, c'è chi usa violenza e chi la subisce, perché anche nella famiglia valgono le stesse regole, quelle di sono quelli del regno, nella famiglia ci sarà pace, ma alla lunga, nel breve periodo ci sarà reazione, e reazioni anche disumane, certo non da parte del cristiano, ma da parte di chi si sente minacciato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Benedetto sei tu, abbiamo ricevuto questo frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre, misericordia. Il Signore riceve. Lode e gloria. Guardi i padroni della tua Chiesa in preghiera, trasformali ancora in cibo spirituale. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Signore con voi, in alti i nostri cuori, e diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti, Padre di infinita bontà. Cristo, mezzo di lui creato l'universo. Mirabilmente l'hai salvato, per questo con angeli e santi proclamiamo: Santo. Padre veramente santo, fonte di ogni utilità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo. Ricordati, Padre della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa, il nostro Vescovo, presbiteri e diaconi. E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza certa della risurrezione, e di tutti i defunti, li metti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, di tutta l'umanità in misericordia, doni di aver parte alla vita insieme con la Beata Maria Vergine Madre del Signore, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, lanceremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per santificato come in cielo, così in terra. Dacci sempre, tu rimetti a noi i nostri che anche noi non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre liberi dalla tristezza e sicuri da ogni paura. Nell'attesa che si compie la beata speranza e torni finalmente. Signore Gesù, che dice agli Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede. Doni unità e pace per i secoli. Il Signore è sempre con voi. Agnus Dei, vi togli gli spettatori. Ecco l'agnello di Dio, ecco i peccati del mondo, beati, invitate la cena dell'agnello.
doni e tutti i benefici, sempre in alimento di grazia, per Cristo nostro Signore. Il Signore è con voi. Ci benedice l'Onnipotente, che Padre, Figlio e Santo. Andate in pace.
Devo avere